amici, 19ª puntata di Guarda che Stella, dedicata alla cultura, dedicata al teatro. Questa sera andava un po' a chiudersi la stagione 2012-2013 con gli amici del gruppo Drin e Delaide. E allora andiamo a capire dai protagonisti cosa si è veramente messo in scena quest'oggi sul palco, ma soprattutto capire perché si deve fare ancora teatro in Friuli, Venezia Giulia, quello vero, quello amatoriale. Andiamo a sentire i protagonisti. Allora Presidente, hai finito questo bel spettacolo, un spettacolo emozionante, anche sotto il punto di vista da scenici, no? Tutto il che è stato costruito, ecco, è stata una roba molto bella che vedo che insomma la gente ha rispondito come sempre che vuole si presentare insomma alla grande. Se vengono di degni modi questa serata. Ma prima di tutto è di ringraziare il pubblico, è sempre attivo, sempre pieno, e perché ci dà una grande soddisfazione. Dopo voi mettete il lavoro che ha durato 4 mesi per mettere in scena un lavoro del genere. E non è facile, erano in 3, non è facile portarlo in davanti. E dopo è di fare un complimento alla compagnia di Codroip che ha vinto. Ecco, e allora anche chi sconcorso, perché così è data la premiazione, chi sconcorso che aveva smittuto per tutta la stagione che si conclude fra un mese o circa, perché sono in modo di appuntamento. Sì. Allora, il prossimo spettacolo è un musical che tratta il signore quando lo arresta in l'orto di Getsemani fino a quando va in croce, no? Allora, un bellissimo spettacolo, fa parte 15 attori, 12 orchestrai dal vivo e 30 persone di coro. E l'ultimo è Cosa nasce sotto i cappucci, una commedia allegre. Ecco, usgnot eri in 3 sul palco, però va detto insomma che il vostro gruppo è più slargiato. Sì, non di solito recitino dai voti ai 12 persone, però lo abbiamo voluto fare in 3 in modo che quando 12 sono tanti, uno è malato, un che l'altro, in 3 è più facile amalgamarsi. E vuol dire che la parte di Arianna sono 2 femmine che lo fanno, una sera è una sera che è altra, per motivi di lavoro, allora vince 2 femmine per la sicurezza di poter fare. Insomma, pari e dispari. Pari e dispari, sì. Bravi tutti e 2. Spero di aggiungere mo. Ma chi speri un altro anno di scominciare con un lavoro corale con tutti, no? Di organizzare un'altra bella rassegna, non è il comune, di là in davanti andiamo partendo insieme. Soprattutto anche il pubblico è risponde, ben voglia di fargli di più. Sì, che è l'importante, perché se non è il pubblico non è bello, ecco. Non è bello per il comune, che mette i bezzi, non è bello perché vengono a recitare. Viva il teatro, viva Drin Delaide. Grazie, viva e alla prossima. Seppur un po' come si dice al 60% insomma è presente. Sì, no, assolutamente, dovevo essere presente per appunto questo doppio motivo, il fatto comunque che alla fine della rassegna e le premiazioni come presidente ATF e poi insomma come regista alla prima non potevo mancare ovviamente. Quindi. Ecco, degli attori cosa possiamo dire? No, sono soddisfatto perché insomma una prima è sempre una prima, chiaramente adesso ci vuole tutto il periodo di rodaggio, di repliche, però insomma direi che hanno retto bene questa prima di fronte a un pubblico che è sì di amici, però può essere un'arma a doppio taglio, no? Sì, può essere un rischio perché uno magari cerca di fare di più perché sa che ha i parenti in sala, invece mi sembra che insomma c'è stata qualche piccola imprecisione, ma forse l'ho notata più io che ho fatto tutto il lavoro piuttosto che il pubblico, mi è parso che il pubblico si sia divertito in maniera bella, pulita, sana, quindi insomma credo che sia stato un bel traguardo per oggi. Questa sexy commedia è stata scritta a 2 mani o più mani? A più mani, però soprattutto devo dire che il merito è stato di Aldo Paron per la traduzione, perché chiaramente è una commedia che non era in friulano in origine, e c'è stato un bel lavoro di traduzione e dopo di adattamento, chiaramente perché magari il friulano era un po', non era proprio di quel parlato. Si scurte, dai. Ecco appunto, si scurte, si adatte e alla fine credo che insomma si è riusciti a fare una cosa comunque piacevole. E soprattutto abbiamo visto che gli attori hanno messo in campo la loro professionalità. Sì, spero di sì, abbiamo lavorato molto su questo perché c'era il rischio di farli diventare delle macchiette esagerate che poi diventano finte, insomma un po' dei cartoni animati, invece volevo che fossero delle persone vere, quelle che insomma vivono normalmente anche purtroppo queste situazioni di scambi fra uomini e donne, quindi mi pare... Mi permetta, è anche un tema molto d'attualità. Sì, no, ma infatti appunto purtroppo o per fortuna, non so, la vita è questa, capita spesso di ritrovarsi a lasciarsi e poi riprendersi
a prendere delle decisioni che poi magari non si scopre che non sono quelle più giuste, ritornare sui propri passi. Quindi sì, per quello volevo che fossero persone normali, perché sono quelle che magari erano anche in sala stasera. Senta, approfittiamo della sua presenza per fare un po' il punto in merito all'attuale situazione del teatro in Friuli. Beh, insomma, sappiamo benissimo che viviamo tutti un momento di grave crisi economica e di conseguenza culturale, perché poi la cultura inevitabilmente ha bisogno di sovvenzioni per andare avanti. Il nostro settore, quello del teatro amatoriale, forse è anche più penalizzato, perché sembra che tanto gli amatoriali, i dilettanti possono andare avanti senza soldi, perché tanto lo fanno per passione, non hanno bisogno di niente. E invece non è vero, perché chiaramente i costi, le spese le abbiamo anche noi, e operando questi tagli così senza un ragionamento dietro, si rischia veramente di eliminare, proprio di azzerare un lavoro importante, quello che ho detto anche adesso a fine serata. Approfittiamo anche delle telecamere, perché comunque è una televisione la nostra regionale e si vede anche nel vicino Veneto, però facciamo capire a chi magari ci rappresenta, invece magari di spendere, non so, soldi in armeria, magari spendere soldi in seggiolini, magari spendere soldi, non so, in 18 kg di salmone, magari investire queste cose dove serve. È un po' triste appunto leggere queste notizie, purtroppo una situazione sulla quale adesso non voglio entrare in merito, perché diventerebbe lunga l'intervista, e poi magari dico cose che diciamo un po' tutti. Purtroppo bisogna assolutamente cercare di cambiare un po' le cose. È vero che effettivamente, se uno solo si mettesse a pensare che questi sprechi, una piccola parte di questi sprechi già basterebbe a salvare molte situazioni in crisi culturali, effettivamente allora uno potrebbe dire: ma insomma no, veramente forse abbiamo esagerato, bisogna un po' ritornare a ragionare un po' di più sulle cose. Però ripeto, il nostro compito comunque è quello di andare avanti, assolutamente. Se ci sono i soldi riusciremo a fare qualcosa di più, se non ci sono faremo qualcosa di meno, ma cercheremo comunque di fare tutto il possibile, perché assolutamente queste cose non possono morire. E viva il teatro amatoriale! Assolutamente, viva! Assessore Meret, il pubblico ha risposto alla grande, come sempre, seppur stasera c'era l'importante match fra Udinese e Roma, insomma Rivignano e non solo erano qua presenti, questo spettacolo ha dato grande impulso e la gente si è divertita, questa sexy commedia, così l'abbiamo chiamata, insomma vuol dire che fare cultura si può fare ancora. Rivignano, la stagione teatrale funziona molto bene, è anni che ci lavoriamo insieme anche al gruppo ricreativo di Ring Adelaide, e abbiamo una buona base di pubblico che è abbonato, e questo è sicuramente la nostra forza. Diamo spettacoli comici, spettacoli che fanno ridere, quindi fanno uscire la gente di casa la sabato sera e si perdono 2 ore a fare 4 sane risate, e questo è quello che il nostro pubblico vuole, quello che abbiamo imparato a dargli, insomma. E poi mi permetta di sottolineare: sane risate, si paga poco, ci si diverte tanto, si fa poca strada e soprattutto si riscopre, no, quella genuinità di friulanità che si sta un po' morendo, un po' sciogliendo come neve al sole. Sì, poi la gente insomma si ritrova, parla anche prima di entrare, quando esce, quindi c'è anche un momento di convivialità. Il prezzo noi abbiamo ogni anno, diciamo, aumentiamo qualcosa, in realtà il prezzo lo teniamo sempre costante, e questo è popolare. Alla fine, insomma, fino a quando abbiamo pubblico riusciamo a rimanere nei costi. Poi serve anche proprio per dare una mano e per tenere vita una tradizione. Certo, anche perché la tradizione è molto lunga. Si parla che all'inizio della fila drammatica Rivignano nasce nel 51, poi fra varie vicissitudini si trasforma in gruppo ricreativo di Ring Adelaide. Comunque è un punto forte, insomma, del nostro territorio. Ogni tanto si dice meglio soli che ben accompagnati, e purtroppo la ben accompagnata aveva premura, è andata via, ma noi siamo sempre qua sul pezzo per raccontarvi Guarda che Stella che dice la sua 19ª puntata è giunta a ponente, dunque non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e dirvi alla prossima.